Silvana Dolcimascolo. Silvana, come hai iniziato la tua carriera poetica? Non ha un inizio, così una casualità. Un giorno ho preso un foglio di carta e una penna, dovevo sfogare il dolore intenso che avevo avuto, era morto mio padre. Così io ho scribacchiato una letterina, qualcuno mi disse ma questa è una poesia, forse per loro. Per me era il grido, il dolore della mia anima, il cuore che piangeva. E da lì poi ho cominciato così, per passatempo. A molti piace la mia poesia, per me la mia espressione non c'è niente di particolare, è la lingua del mio cuore, è ciò che penso. Che genere usi? È un genere molto ampio, libero, aperto. I temi della natura in maniera particolare, i temi sociali, l'uomo, non a metrica perché appunto è una poesia molto libera. Diciamo è ciò che penso in una forma poetica, chiamiamola poetica. Silvana, la poesia, quanto può essere utile per lo sviluppo del sociale del territorio? Tanto, perché se la poesia è l'espressione chiara, trasparente dell'anima, sincera, anche una poesia cupa, tutto dipende dallo stato d'animo dell'individuo che la produce, ma purché sia sincera, può dare tanto. La poesia può diventare un'analisi, anche un'analisi territoriale, è scritta con una verbo, come ho appena finito di dire, poetica, con uno stile, non è un elenco telefonico che ma gli diamo una costruzione estetica, ecco, e quella ci vuole. Che messaggio vuoi trasmettere attraverso la tua poesia? Diciamo che la società, almeno questa che io sto vivendo, magari ogni persona ha detto la stessa cosa nell'ambito della propria società, è molto in decadenza, molto. L'ancora di salvezza penso proprio che sia la cultura. La cultura è una cosa che puoi cogliere nell'aria, ma soltanto se la saprai distinguere dalle sciocchezze. Convertiti all'arte. Se non sai mettere Dio al primo posto nella tua vita, tanto ti convertirai comunque a Dio. Se cogli la storia a pelo d'acqua, sarà interessante tutto ciò che è sotto. I piccoli particolari delle piccole cose fanno il pilastro portante della grande storia. Dimmi un po', la tradizione è la storia o la storia è la tradizione? Chiedilo all'uomo che ha inventato sia la storia che la tradizione. L'idea scartala dal comune disegno umano, tanto è predominio del concetto. Renderai l'idea. Il sovrumano vive in me. Io sicuramente, poiché lo rendo umano. La cattiveria trasforma in mostre le forme plastiche della carità. La tua anima diventa uno scrigno di tesori da amare, di tesori da apprezzare, come ricchezza nella povertà, come gioia nel saperla riconoscere in materia di Dio. Grazie Silvana di essere intervenuta ai nostri studi.